O Dio, che nella passione di Cristo, nostro Signore, ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio. E come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Per questo l'ha esaltato, Dio l'ha esaltato e gli ha dato un
il nome che è sopra ogni nome. Di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale erano con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dei farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero. Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù. Sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo. Chi cercate? Risposero. Gesù il Nazareno. Gesù replicò. Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che gli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati con il comandante e le guardie dei Giudei catturarono Gesù. Lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa e che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Non sei tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, uno delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi.
Gli dissero. Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: Non lo sono. ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù alla casa di Caifa nel pretorio. Era all'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio perché per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò. Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero. Se costui fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro. Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei. A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli disse Pilato. Che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo. Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinarono e dicevano: Salve, re dei giudei. e gli davano schiaffi. Pilato uscì di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono. Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande.
Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole. Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono. Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti. Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avvicinò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica, ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto e a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio, Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si scomprisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una canna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati
e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì acqua e sangue. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimattea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. E andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di mistura di mirra e aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usavano fare i giudei, per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Caro padre, Monsignor Riccardo, cari fratelli e sorelle, il Signore doni a tutti voi la sua pace. Ecco, vorrei condividere con voi alcune righe dei dialoghi del bellissimo Passio che abbiamo appena ascoltato e che mi hanno particolarmente colpito. Ecco, il Venerdì Santo è il giorno in cui la Chiesa si ferma ai piedi della croce per meditare ancora una volta sull'immenso valore dell'amore di Gesù, un amore immenso che ci viene mostrato in modo forte nella sua morte. Un amore che davvero Gesù ha fatto di tutto per farci comprendere, ma tuttavia un amore in cui facciamo fatica a lasciarci raggiungere. Nonostante tutto, l'uomo è restato chiuso, resiste a questo amore. C'è una sorta di durezza dentro di noi che è difficile persino da riconoscere, figuriamoci da risolvere o da sciogliere. Ecco allora che Dio, per mostrarci questo incalcolabile amore, arriva fin lì, vuole arrivare fin lì, vuole arrivare fin dove noi non arriviamo, cioè fino alla morte. Dio muore così, per amore. Ecco alcuni passaggi. Mentre lo arrestano nel Getsemani, Gesù dice così il Vangelo: sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi. Ecco, il venerdì Santo, ci mette davanti una scena che, se la guardi bene, è quasi scandalosa, proprio perché ci parla di questa durezza dei nostri cuori,
e lo fa senza giudizio. Da una parte, appunto, tutti indietreggiano, tutti scappano, e dall'altra solo Gesù si fa avanti, solo Gesù si fece innanzi. Fin dall'inizio della passione Gesù non si nasconde, Gesù non scappa, Gesù non si nasconde dietro un olivo, Gesù non si confonde con gli altri. È Lui che si fa innanzi, è Lui che prende l'iniziativa, mentre gli altri indietreggiano per paura, Lui avanza, perché lo vuole Lui e lo fa per amore, per amore. Questa è la prima verità forte. La passione non è qualcosa che capita per caso a Gesù, ma è qualcosa che Gesù sceglie, che vuole da uomo libero, sa che cosa sta per accadergli. Ecco, gli altri invece scappano tutti presi dai loro cuori che non riescono a capire. Ecco, i discepoli che avevano promesso così tanta fedeltà scappano tutti, spariscono tutti. Pietro, che aveva detto poche ore prima: arriverò a morire per te, Signore. Ecco, lui addirittura arriva a tradirlo, a rinnegarlo. Ma così anche la folla cambia totalmente volto, non canta più con le palme in mano, come abbiamo sentito domenica scorsa. Oggi invece grida: crocifiggilo. Ma così come il potere religioso che si difende, piuttosto che il potere politico che si lava le mani. Ognuno in questo lungo passio che abbiamo ascoltato, ognuno pensa solo a salvarsi, a salvarsi. Gesù invece no. Gesù si espone, Gesù si consegna, Gesù si fa innanzi e si dona. E lo fa con una lucidità, con una libertà impressionante, profonda. Anzi, si preoccupa per i suoi poveri discepoli e dice: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Ecco, Gesù si consegna facendo un passo avanti come un uomo che è libero. E tutti cadono per terra di fronte a questa libertà. Un'immagine fortissima. Ma così anche davanti a Pilato Gesù non è confuso, non è schiacciato dal suo potere. Dice invece qualcosa che ha molto da insegnare a tutti noi, soprattutto ai più giovani. Dice: io per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo. Cioè, in altre parole, Gesù ci sta dicendo che la sua vita lui non la sta subendo, non sta subendo gli eventi della vita. Gesù sta compiendo la sua missione, sta compiendo ciò che è come uomo, come figlio. Questo sapere perché si è nati significa conoscere la ragione, conoscere il senso, la direzione della propria vita. Significa essere consapevoli di ciò che dà pieno valore al mio vivere. E per Gesù è il dono totale di sé. Quante volte ci succede di non conoscere il senso della nostra vita? Quante volte ci sfugge? E qui poi dice una parola importantissima, carica di grande valore:
io sono qui per testimoniare la verità. Quanto è importante fare verità nella propria vita. Che cosa sto inseguendo io? A chi mi sto affidando? Quella di Gesù, vedete, non è un'idea astratta, non è una teoria religiosa, ma la verità che testimonia Gesù è che Dio ama fino alla fine. Dio ama fino alla fine. Dio ama anche quando tu scappi, anche quando tu lo tradisci, anche quando tu addirittura lo stai negando o lo stai crocifiggendo. Questa è la verità. Ed è una verità scomoda perché smaschera tutte le nostre mezze verità, le nostre fughe, i nostri compromessi, i nostri bisogni di sicurezza o di benessere, le nostre paure. E infatti anche Pilato non regge, poverino. Fa una domanda che sembra anche intelligente: che cos'è la verità? Ma poi non aspetta la risposta, perché la verità ce l'ha davanti, ma anche lui non riesce o non vuole lasciarsi raggiungere, lasciarsi toccare. E poi arriva una frase decisiva che cambia completamente il modo di guardare la croce. Gesù dice così a Pilato ad un certo punto: tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Come a dire, non sei tu qui quello che sta decidendo davvero. Non sei tu, caro Pilato. Non sei tu che hai in mano la mia vita. La mia vita la dono io. Io scelgo di amare fino alla fine. Per questo io sono nato. Questo è il mio senso nella vita. Capite? Sulla croce non c'è un uomo sconfitto dal potere, c'è un uomo libero che si consegna amando fino in fondo, fino a consegnare lo spirito. E quindi ora spetta a noi pregare, riflettere, perché anche noi, se siamo onesti, siamo spesso tra quelli che scappano. Scappiamo quando amare, facendo questo passo avanti, quando amare così costa un pochino. Quante volte succede a me di scappare, di fare silenzio, di fare finta di niente o di girarmi dall'altra parte. Scappiamo quando fare verità nella propria vita ci mette in gioco realmente nelle nostre relazioni. Quante volte scappiamo? Oppure quando restare fedeli al proprio senso nella nostra vita, al proprio senso, significa perdere qualcosina. Anche lì alle volte scappiamo. Ecco, Gesù desidera mostrarci fino alla fine un'altra possibilità di vivere. Gesù oggi ci fa vedere che si può vivere non scappando, ma scegliendo, amando fino alla fine da persone libere. San Francesco d'Assisi definiva questo immenso amore l'amore non amato, perché è un amore non compreso, non capito, perché ognuno di noi non riesce ad amare così, in modo spontaneo, tranquillo, perlomeno, perché occorre il cammino di fede di una vita per riuscire ad amare così.
Ecco, vedete, Gesù con il suo amore non amato ci fa vedere che Dio non ci vuole bene quando siamo bravi, bravini, quando siamo perfetti come vorremmo noi, ma Gesù ci ama proprio mentre ancora noi non stiamo amando. Anzi, ci ama anche quando stiamo scappando. Mentre noi ci allontaniamo, Lui si fa avanti, sempre. E quindi oggi la riflessione, la preghiera più vera che possiamo fare davanti al crocifisso è proprio questa: ma io, davanti a questo immenso amore, io continuo a scappare o comincio finalmente ad arrendermi? Comincio a fermarmi, a lasciarmi raggiungere, a lasciarmi toccare da questo amore. Ecco, lasciamoci raggiungere dall'amore donato. Con Francesco direi: amate l'amore non amato. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e sicura, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli, per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Vescovo Riccardo, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli.
Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, Signore nostro. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unica sua Chiesa quanti testimoniano la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e lo custodisci nell'unità, volgi lo sguardo al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo siano una sola cosa nell'integrità della fede e nel vincolo dell'amore, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anch'essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, dona a coloro che non credono in Cristo di trovare la verità, camminando alla tua presenza con cuore sincero, e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici della tua carità, progredendo nell'amore vicendevole e nella piena conoscenza del mistero della tua vita,
Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che tra le difficoltà della vita tutti riconoscano i segni della tua bontà e stimolati dalla nostra testimonianza abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, ascolta il grido di coloro che sono nella prova, perché tutti, nelle loro necessità, sperimentino la gioia di aver trovato il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Mentre ci accostiamo al bacio, al crocifisso, cantiamo assieme i lamenti del Signore, numero 228 del Libro dei Canti. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al suo Salvatore. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo.
e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Che altro avrei dovuto fare non ti ho fatto? Io ti ho piantato mia scelta e florida vigna, ma tu mi sei diventata aspra e amara, poiché mi hai spento la sete con aceto e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso, e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Io ho aperto davanti a te il mare, e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto nel pretorio di Pilato. Io ti ho nutrito con manna nel deserto, e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza, e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto. Io per te ho colpito i re dei Cananei, e tu hai colpito il mio capo con la canna. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi.
Io ti ho posto in mano uno scettro regale e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Io ti ho esaltato con grande potenza e tu mi hai sospeso al patibolo della croce. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Canto numero 230. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel, grondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudele. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Tu nascesti tra braccia amorose d'una Vergine Madre, o Gesù. Tu moristi tra braccia pietose d'una croce che data ti fu. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. O agnello divino immolato sull'altar della croce, pietà, tu che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuore. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Signore dolce voce,
Salvator. Ci uniamo nel canto numero 107, Mistero della Cena. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue di Gesù. Il pane che mangiamo, fratelli, ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu la potenza e la gloria nei cieli.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto al numero 100. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità, e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me, che siano perfetti nell'unità, e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amato come ami me. Numero 210. Se tu m'accogli, Padre buono, prima che venga sera, se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace
Gesù, con te. Se nell'angoscia più profonda, quando il nemico assale, se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male. Ti invocherò, mio Redentor, e resterò sempre con te. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai rinnovati con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Ringrazio Padre Davis, Fra Davis, per averci aiutato a risvegliare in noi il desiderio di amare il non amato, colui che si è fatto innanzi. Ci diamo appuntamento per la grande veglia di Pasqua, nel silenzio, nell'ascolto di quella parola che abbiamo accolto, del dono che abbiamo ricevuto. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo, che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore.